Buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Anche oggi non riscontriamo nuovi casi di contagio al virus e anche le ultime 2 persone che risultano attualmente ancora positive sono già guarite da tempo e sono in attesa del riscontro del tampone che sancisce appunto la loro guarigione definitiva. E quindi insomma su questo siamo a posto. Per quanto riguarda i controlli, ieri sera c'è stata un'attività congiunta della polizia locale con l'Arma dei Carabinieri, in modo da controllare le attività, la cosiddetta movida che in questi giorni ha creato qualche problema. Le operazioni si sono svolte regolarmente, per capirsi a orario di aperitivo, e quindi hanno dato un esito abbastanza buono con la fattiva collaborazione anche degli esercenti, insomma, che hanno dato una mano agli operatori sul territorio. E adesso replicheremo anche in questi giorni ulteriori controlli in modo insomma da fare in modo che queste 2 settimane fino al 3 di giugno, dove dovrebbe esserci un ulteriore allentamento delle misure, trascorrano in maniera costruttiva, diciamo così. Per quanto riguarda le attività produttive, domani riprenderemo con il mercato a pieno regime, quindi con tutte le attività previste come una volta. Le uniche indicazioni che ci saranno è che ovviamente il mercato, come avete sperimentato già in questi giorni, sarà un mercato che avrà delle restrizioni alla mobilità, diciamo così, nel senso che sezioneremo il mercato in 2 macro aree, chiamiamolo così, una la macro area di Piazza 4 Novembre, dove ci sarà, come avete già sperimentato, un ingresso e un'uscita, e l'altro macro area che sarà la parte di Piazza Venezia, dove non ci sarà un ingresso e un'uscita, ma le 3 zone dove sono posizionate i banchi del mercato avranno una apposita chiusura. Comunque dopo pubblicheremo anche, già pubblicato sul sito, pubblicheremo anche sulla pagina Facebook la piantina. Comunque domani ci saranno anche tutti gli operatori che indicheranno e spiegheranno come funzionerà il mercato. Come sapete, il posizionamento degli operatori avverrà dalle 7 alle 8 della mattina e le operazioni di vendita si potranno tenere dalle 8 e mezza della mattina a mezzogiorno e mezzo. Le prescrizioni previste sono le solite, quindi dovrete indossare obbligatoriamente, per quanto riguarda i clienti, la mascherina, avere a portata di mano o il gel igienizzante oppure indossare i guanti. Essendo, diciamo così, le regole sempre le stesse, i minori sotto i 6 anni non hanno l'obbligo di indossare la mascherina, come anche le persone con disabilità che è incompatibile con l'utilizzo continuativo della mascherina. Se qualcuno, essendo il mercato ampliato anche all'abbigliamento o comunque ai prodotti non alimentari, volesse scegliere autonomamente la merce esposta, in questo caso sarà obbligato ad indossare i guanti. Questo è uno degli obblighi previsti nelle linee guida. Per quanto riguarda gli operatori invece dovranno ovviamente indossare la mascherina, i guanti, magari per le attività non alimentari invece di indossare i guanti dovranno igienizzare frequentemente le mani, dovranno anche loro garantire un minimo per i clienti il distanziamento interpersonale di 1 metro, che dovrà essere comunque garantito, ma abbiamo visto già in altri giorni di apertura non ci sono stati grossi problemi riguardo a questo, e dovranno anche magari mettere a disposizione per chi è previsto la possibilità di avere dei guanti usa e getta, monouso, per quei clienti che volessero scegliere la merce da sola, quindi toccare la merce, perché il problema fondamentale è, per non diffondere il virus, il toccare la merce, quindi dovranno indossare dei guanti idonei, come quando si va a comprare la frutta nel supermercato, per capirci il procedimento è il medesimo. Queste saranno le regole del mercato. Ci saranno ovviamente la protezione civile, che ringraziamo ancora per la disponibilità, e la polizia locale, che seguiranno tutte le operazioni, mentre l'ufficio tecnico penserà a predisporre le adeguate transenature e chiusure. Quindi questo è per quanto riguarda il mercato. Per quanto riguarda invece gli interventi sulle attività produttive, finalmente è stato pubblicato il decreto
che riguarda il decreto rilancio, così, che prevede delle importanti novità. Oggi parliamo per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. L'occupazione del suolo pubblico è stata presa dal decreto e quindi è un'operazione che nasce dal decreto stesso, quindi il comune non deve fare degli atti propedeutici per adeguarsi, fortunatamente, e prevede l'esonero dal 1 maggio al 31 ottobre del pagamento per la tassa occupazione di spazi e aree pubbliche, per noi è la COSAP, per tutta una serie di attività, principalmente esercizi di ristorazione, quindi ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, esercizi similari, e anche per gli esercizi per la somministrazione di bevande come bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari. In questo caso faremo una procedura molto più snella, tra virgolette. Domani indicheremo quali sono tutte le procedure da seguire, ci sarà solo da fare una semplice comunicazione via mail al comune. Allora, per quelle occupazioni che sono occupazioni non temporanee, quindi che hanno una propria casistica, verrà applicata la scontistica prevista quindi dal 1 maggio al 31 ottobre. Per chi avesse necessità di ampliare il proprio plateato, diciamo così, per mettere fuori i tavolini, o chi dovesse farlo ex novo, basta sempre una semplice comunicazione. Domani vi diremo la mail con allegato una semplice planimetria con indicati i metri e quant'altro, tutto molto semplice e snello, e quindi verrà autorizzato senza bisogno di marca da bollo, senza bisogno di tanti altri passaggi che invece riguardano normalmente la vita, e noi come comune le applicheremo la norma senza modificare i regolamenti, quindi ulteriori lungaggini. Quindi domani daremo tutte le indicazioni per quanto riguarda questa attività. È iniziata anche una distribuzione di mascherine per le attività commerciali aperte al pubblico. Questo perché sono mascherine che ci ha fornito la Regione Veneto, essendo già predisposti in pacchi da 40 o da 50, dipende dalla fornitura. Abbiamo deciso di distribuire queste mascherine alle attività economiche, attività commerciali che hanno a che fare col pubblico, perché magari può esserci un cliente che o è sprovvisto la mascherina, o mentre entrava si è rotto la mascherina, o si è rotto l'elastico, insomma, per le mille casistiche che possono esserci. Quindi i proprietari delle strutture potranno distribuire gratuitamente queste mascherine anche ai clienti, quindi noi abbiamo pensato che sia più utile utilizzare questo materiale che è stato fornito dalla Regione per appunto aiutare anche da questo punto di vista. Quindi questo è tutto per oggi, ci vediamo domani per il nostro consueto appuntamento di aggiornamento, e soprattutto vi aspetto domani al mercato, così almeno per anche riprendere una vita normale e tranquilla come eravamo abituati. Grazie a tutti e buona giornata.